Non è solo un diario tecnico, ma è un viaggio nel cuore di una ferita che ha segnato questa terra. La riedizione di 300 scosse di terremoto, scritta dall'allora ispettore dei Vigili del Fuoco Sandro Giomi e sostenuta dalla Regione, è tornata tra le mani dei cittadini. Alla presentazione, tra gli altri, il presidente Massimiliano Fedriga, il figlio dell'autore Gioacchino Giomi e il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Luigi Giudice. Un momento in cui le istituzioni e la comunità si sono strette intorno a un concetto chiaro: ricordare non significa guardare indietro, ma dare radici al futuro. E sono stati protagonisti durante i soccorsi al terremoto, hanno dato un contributo straordinario con anche tante professionisti che sono venuti da altre e volontari che sono venuti da altre località, ed è stato uno degli attori fondamentali per rilanciare questa terra. Il racconto umano dei soccorsi e della rinascita del Friuli diventa così un testimone fondamentale, perché il passato non si cancella e la memoria di quel 76 resta la forza su cui continuare a costruire il domani.